È l'ondata delle penne nere venete a chiudere il fiume di emozioni e di festa. Il Veneto che ha segnato il record in questa adunata da 70.000 alpini e 300.000 presenze totali. Bolzano in festa contro le polemiche degli ultimi giorni che parlavano di una città fredda per l'arrivo degli alpini. La risposta sta nell'entusiasmo della sfilata. Apre Verona, poi tutte le province, dal Vicentino al Bellunese, passando per il Veneziano e il Trevigiano. Emozione e spettacolo quando è il turno del reparto Salmerie di Vittorio Veneto con i suoi muli. Sono l'emblema, il simbolo della nostra unione in montagna con questi quadrupedi. Sono l'elemento che vivificava le nostre batterie, i reparti salmeria, regimentali, di battaglione, di compagnia. Ed applausi a scena aperta per il vecchio dei vecchi, Cristiano Dal Pozzo, penna nera vicentina di 99 anni e simbolo di una tradizione. In un'epoca di valori in caduta libera, i pilastri degli alpini rimangono saldi. Questi i fiori di Treviso, no quei dei Schei. Questa è la capacità di trasformare la ricchezza in qualcosa di positivo. Scorrono gli emblemi, scorre il tricolore, nella mente di tutti la presenza di alpini costante quando c'è bisogno di loro. Unico momento di tristezza quando la sfilata da 2,5 km finisce, ma già si pensa al 2013. Arrivederci a Piacenza, e anche la rigorosa Bolzano si scioglie nel saluto e nel suo grazie per sempre. Alpini, ritornate a Bolzano Bozen, come nostri amici, als unsere Freunde. Danke, grazie e arrivederci, auf Wiedersehen.